Ma prima Elena Testi, eccoci. Allora, io sono in compagnia di Maurizio Olmis, Ricordaci che è il dove sei e sindaco perché, di Villanova Forru. Esatto, è il sindaco di Villanova Forru e noi siamo in Sardegna, vicino a Cagliari, in circa un'ora proprio dal capoluogo, e noi siamo di fronte al CAS, un centro di accoglienza straordinario. Come vedete la situazione è estremamente tranquilla, all'interno ci sono all'incirca 100 migranti, ma si sta opponendo un problema in questi giorni. Qui vedete un piazzale che è stato da poco lavorato. Io darei la parola al sindaco. E che cosa sta accadendo in questo momento? Sta accadendo questo: la prefettura ha pronosticato l'arrivo di nuovi migranti e il loro alloggio in delle tende. E questa cosa ci ha presi un po' alla sprovvista, perché di migranti qui ne vive già un centinaio, li abbiamo qui da 8 anni, sono stati sempre bene accolti e l'edificazione, la costruzione, l'allestimento di un campo tendato è qualcosa proprio fuori da ciò che avevamo sempre concepito e ipotizzato. Sindaco, ma per capire io, il problema sono le tende tende o sono i migranti? Così ce lo diciamo dritto per dritto. Certamente, no, il problema non sono i migranti. Abbiamo i migranti qui da 8 anni, non abbiamo mai avuto problemi di ordine pubblico, men che meno problemi legati al razzismo. Non ci sono mai stati rigurgiti, non c'è mai stato rigetto di nessun tipo. Anzi, abbiamo raggiunto una convivenza equilibrata. Il problema sono proprio le tende. Le tende non sono dignitose per i migranti, perché non si fa un viaggio di migliaia di chilometri affrontando quei pericoli per essere poi alloggiati in tende, e non sono dignitose per le persone che vivono qui. Questo è un paese immerso nelle colline con una identità che non ha niente a che fare con i campi profughi. Gli immigranti vanno bene, le tende no. Quindi, sindaco, sempre per capirci, quando abbiamo visto lo striscione Benvenuti in Africa, il riferimento era alle tende. Sa perché glielo chiedo, sindaco? Perché da quello che capisco la sua è una piccola comunità, non so, stabilmente, ci diceva Elena, vivono lì 550 persone, una cosa del genere? Sì, è esatto, il paese è piccolo, i residenti stabili sono circa 550 e un centinaio di migranti sono già una proporzione più che sufficiente per un paese di queste dimensioni. Ecco, adesso ne arriverebbero altri 50 malcontati. Una cinquantina, sì, in tende. Lo striscione era uno sberleffo sostanzialmente alle autorità, perché non si può ridurre questo territorio a un campo profughi, non è il nostro modo di vivere, insomma. Lei ha parlato col prefetto? Certo che ho parlato col prefetto, e il prefetto ci ha prospettato appunto questa evenienza. Il problema è che io sono all'8° anno da sindaco e di prefetti ne ho visti già 4 o 5. E tutti quanti hanno parlato di emergenza per quanto riguarda i migranti, perché questa CAS la abbiamo qui da 8 anni. Di emergenza in emergenza il problema è rimasto sempre uguale a se stesso e non è mai stato superato. Arrivando adesso agli estremi, il campo profughi, il campo tendato. Questa cosa qua non è accettabile. Aspetti un attimo, sindaco. Francesco, ti chiedo che effetto ti fa il racconto, perché poi tutti i decreti, i provvedimenti, poi devono fare i conti con i territori. Cioè poi alla fine il problema ce l'ha il sindaco, per capirci, no? Ma questo è un problema comune che c'è da decenni attraverso la destra, la sinistra e il centro. È un problema di rara democrazia, direi. Il sindaco ha ragione, cioè l'accoglienza loro è straordinaria, ma se tu cominci a metterci le tende con i tempi della burocrazia, che sono tempi di dilatazione prustiana, devo dire, quindi la burocrazia italiana è eterna, si troverebbe con quei tendoni per 4, 5, 10 anni e ovviamente non possono stare in mezzo al paese. Quindi non c'è nulla di ideologico in tutto questo. Noi sappiamo che la burocrazia italiana è invincibile. Nel momento in cui fai una cosa, poi quella cosa non finirà mai. E il sindaco ha tutta la mia solidarietà. Sabella, poi adesso sentivo il CAS. A proposito di tende, mi veniva in mente che mi pare che siamo a settembre, quindi tra un po' dovrebbe cominciare l'inverno, forse quest'anno. Esatto, non sono sicuro, però forse è così.
Ma appunto stiamo mettendo in piedi una non serie lo di so, cose che in che ci sono direzione state vanno? due parole chiave: emergenza, che ogni volta noi lavoriamo con l'emergenza che poi diventa la quotidianità, e il fatto che comunque è un problema comune e che è stato comune da tanti anni. Io mi chiedo una cosa: ma è possibile certi fenomeni che non riusciamo a contrastare, perché abbiamo provato da decenni a contrastare destra, sinistra, in tutti i modi, non è meglio governarli e cominciare a ragionare non in termini di emergenza ma in termini di normalità? Ora forse parleremo di mafia. Noi la mafia, quando è che abbiamo cominciato a vincerla? Quando si è finito di parlare emergenza mafia, ci sono stati dati degli strumenti normali, ordinari per contrastare la mafia, e l'abbiamo fatto, e abbiamo preso i corleonesi, l'abbiamo cancellati dalla storia, per fare un esempio. Se lo stesso meccanismo noi non cominciamo ad applicarlo a tutto quello che cominciamo a parlare di emergenza. Io ho fatto l'assessore al Comune di Roma per 10 mesi. C'era emergenza, era tutto emergenza. No, mi è chiaro. Tutta emergenza. Dobbiamo uscire dalla logica dell'emergenza, affrontare con progetti ordinari, non con le tende. C'ha ragione il sindaco. Cioè, io sinceramente vedere questi poveri cristi, 50 persone che arriveranno là, poi diventeranno 80, poi arriverà l'inverno, arriverà il prossimo inverno e quelle tende resteranno lì, perché lo sappiamo che resteranno lì. Attenzione, cioè, io credo che forse le soluzioni dovrebbero essere completamente diverse. Dopodiché, adesso un attimo Francesco, voglio sentire anche Maria Teresa e poi torno anche dal sindaco. Però Maria Teresa, io adesso sentivo Elena dire il CAS, no? E pensavo che io il CAS l'avevo già rimosso, perché nel frattempo poi abbiamo parlato di CPR, poi abbiamo parlato... Cioè diciamo che poi queste sigle ci hanno infelicitato la vita, non ha a che vedere col governo Meloni, cioè è una tradizione che ci portiamo dietro. Dopodiché la sensazione, noi come redazione ci siamo interrogati, abbiamo detto: ma oggi che succede quando un migrante arriva? Forse domani, ve lo dico, quindi state attenti, perché forse domani arriva la risposta. Abbiamo cercato di capire qual è il percorso, chi deve chiedere il permesso a chi, come funziona, dove vai, e con le nuove norme inserite dai decreti Meloni quale diventa questo percorso e in che modo cambia. Vi assicuro, ci abbiamo lavorato oggi, per domani vi sapremo dire forse, però siccome la redazione si impegna, secondo me ce la facciamo. Secondo me non lo ha chiaro molto neanche il governo, posso dire. Ed è l'impressione è quella. La sensazione è che appunto anche loro non abbiano chiarissimo come deve funzionare. Nel frattempo però quello che abbiamo chiaro è che la Germania ci sta creando un problema. Leggerò agenzia di pochi minuti fa. Crippa, numero 2 della Lega, a proposito della Germania, ha detto che stanno cercando di destabilizzare il governo attraverso il finanziamento delle ONG. 80 anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l'esercito, ma gli andò male. E invece adesso finanziano l'invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono, in particolare quindi il nostro. Posto che la decisione di finanziare le ONG è di novembre, che pare sia stata comunicata al governo, quindi insomma adesso però ci siamo accorti che ce l'hanno con noi. Che succede? Allora, che succede? No, perché è curioso, so, capisci, che noi leggiamo questo mentre il sindaco sardo ci dice: guardate, abbiamo un problema, ci vogliono mettere la tenda qui. Esatto, peraltro diciamo che i migranti portati in Italia dalle ONG sono pochissimi, quindi diciamo, non lo so. Poi Crippa purtroppo adesso ci sarà da qua alle europee a chi la spara più lunga. Esatto. Cioè, io non mi occupo di migranti, normalmente mi occupo di politica, però io sapevo che il governo tedesco aveva deciso, con l'ingresso dei Verdi, di finanziare le ONG. Allora, come mai Meloni non lo sapeva? Ci può stare che non lo sappia, ma io licenzierei tutti i suoi collaboratori, perché nessuno le ha fatto presente che c'era questa cosa. Oppure quella lettera la stai facendo per quale motivo? Per fare la voce grossa perché hai paura di Salvini? E infatti perché hai paura della rincorsa a destra di Salvini, tant'è che oggi Grippa dice addirittura l'invasione della seconda guerra mondiale, cioè, una serie di stupidaggini anche che vengono dette e vengono scritte, che fa impressione, perché poi appunto il problema è quello del sindaco. Il problema è che tu in un paese di 550 abitanti non puoi mandare più di un tot di migranti, perché se no sei tu governo che crea il razzismo, cioè c'è poco da fare, cioè deve essere commisurate le persone che ci sono. Per quello si è sempre detto dell'accoglienza. Loro sono un esempio straordinario, perché su 550 persone hanno 100 migranti e il sindaco ci dice
e questa è una convivenza che è diventata che è normale. la normalità, certo. Dice però se ci mettono le tende, altri 50 migranti nelle tende, non va bene per loro e non va bene per noi. Ma è comprensibilissimo, solo che si è capito palesemente che il governo non sa come muoversi, ha il problema di quello che dirà Meloni, ha il problema di quello che dirà il suo elettorato, ha paura che Salvini le rubi lo 0,5% in vista delle europee, e quindi è tutto dentro questo teatrino totale e nessuno pensa alle cose serie. Dopodiché diceva giustamente Isabella, cioè l'emergenza non c'è, perché qual è l'emergenza? Cioè i migranti vengono da 20 anni, 30 anni, cioè dov'è l'emergenza? Possibile che nessun governo, e sto dicendo di qualsiasi colore, badate possibile bene, che tutti i governi continuino a trattare come emergenza? 30 anni in emergenza non è possibile. Alessio, arrivo da te, però prima voglio salutare il sindaco. Sindaco, noi restiamo in contatto anche perché lei al momento non ha speranza che i piani del governo cambino. Ascolti, volevo solo fare un'osservazione riguardo a ciò che si diceva prima. In realtà non è proprio una questione ideologica. Il problema vero è che in tutti questi anni non c'è mai stata una politica migratoria coerente da parte di nessun governo. Quando arriva al governo chi dice che bisogna integrarli, poi non fa niente per integrarli sul serio, e quando arriva al governo chi dice che bisogna mandarli via non fa niente per metterli sugli aerei. Posso fare solo un esempio che però è molto calzante. Noi abbiamo avuto qui di recente un cubano con la moglie, arrivato attraverso la porta di Trieste, e per arrivare qui da Cuba è passato attraverso la Russia. Adesso voleva rimanere qua, ma non può perché è un tecnico sanitario e i titoli di studio qui non vengono riconosciuti se non dopo procedure lunghissime. È andato in Spagna, dove la procedura per riconoscere il suo titolo di studio è più breve. Non si fa niente per tenerli qui alla fine. E quindi di cosa stiamo parlando? Parole mi sembra assai chiare quelle del sindaco. Sindaco, grazie per essere stato con noi. Poi ripeto, secondo me torniamo a trovarla, anche perché voglio vedere se arrivano queste tende effettivamente e come reagisce la cittadinanza. Quindi torniamo a collegarci con lei.